Io parto subito agganciandomi al discorso del professor Cantilena, che ha toccato un problema fondamentale e che vorrei riassumere con una battuta, spero incisiva. Se diamo per scontato che esiste il divenire, e quindi se diamo per scontato che non esiste il non divenire, cioè l'eternità che implica il non movimento, il non cambiamento, allora la tensione tra guerra e pace è ineliminabile. È quello che sotto intendeva dire Eraclito. Cioè c'è una logica nello sviluppo del divenire che ha le stesse caratteristiche della logica con cui noi esaminiamo il divenire. Vale a dire, ne ritroviamo una serie di caratteristiche che fanno sì che ogni situazione sia in un modo o nell'altro in conflitto con la precedente. Un conflitto radicale, perché se c'è una certa situazione, un certo istante, quello precedente se n'è andato. E questa logica che esamina il divenire e quindi vede la contrapposizione tra le parti è la stessa logica che identifica lo scontro che è al centro della guerra. La guerra, cos'è la guerra? Guardandola non dal punto di vista del dramma con cui l'abbiamo esaminata prima, con cui è stata presentata nei suoi gesti più incredibili e spaventosi. La guerra è lo scontro di forze opposte nel momento in cui viene meno la capacità diplomatica, cioè viene meno la capacità di risolvere il conflitto. Quando viene meno il potere della politica. Se viene meno il potere della politica, vuol dire che c'è l'entrata in campo di un altro potere molto più pratico, non legato alla nostra riflessione, ed è quindi quello che possiamo chiamare in termini abbastanza tranquillizzanti razionalità pratica. Il problema è che la razionalità pratica nella guerra si traduce nella pianificazione dell'eliminazione dell'avversario. Venir meno della politica significa venir meno della possibilità di risolvere e quindi di lasciare che le opposizioni in qualche modo sopravvivano. Le opposizioni, secondo la prospettiva di Eraclito, dovrebbero sopravvivere sempre, ma il problema è che le due parti delle opposizioni non ammettono che la controparte esista. È il problema fondamentale del potere. È il potere il cuore della questione. Che cos'è il potere? Allora il potere è un problema veramente micidiale da affrontare. Il potere, per essere potere, vuole eliminare qualsiasi avversario, dicendola molto banalmente, qualsiasi potere è inferiore. Il potere assoluto è assoluto perché è riuscito a eliminare qualsiasi altro potere presente. E allora
Per stare al gioco dei richiami antichi, vi riporto a un mito che tutti conoscete, fondativo del potere, che è il mito di Prometeo. Andate a vedervi il grandioso Prometeo incatenato di Eschilo e a questo punto vi cito 3 versi in quasi univoca successione. Scusate, recupero. E questi 3 versi prima la meditazione. Avete il personaggio potere che si chiama Kratos, quindi il nome è proprio esattamente lui, Kratos, che sta vicino a un altro personaggio presente che si chiama Bia, la forza, e in mezzo vengono Prometeo, lo stanno portando in cima alla nube alla quale sarà inchiodato. Lo stanno proprio trascinando in peso, come si vede bisogna durante una guerra che viene trascinato da dove lo portano. Bia non apre bocca, è la violenza pura, la violenza allo stato puro, è un personaggio silenzioso, talmente silenzioso e violenza pura che non ha neanche la capacità di ragionare, quindi Eschilo non fa neanche parlare. L'altro invece è Kratos, la forza, e Kratos inizia un tentativo di dialogo con Prometeo perché è accaduto qualcosa di assolutamente inatteso. E Prometeo dice 3 cose consecutivamente. La prima cosa che dice è, iniziando il verso 241, dice: ho distolto gli uomini dal fissare il destino. Ecco, è un verso incredibile, cioè il tentativo di Prometeo sarebbe stato quello, a suo parere, di aver provato a proporre un potere più forte, un potere alternativo a quello del destino. Ho distolto, cioè ho fatto un tentativo di distrazione. 2 versi dopo dice: ho fondato nei loro cuori oscure speranze. Guardate bene qual è il senso del tentativo di Prometeo: introdurre la speranza, ma è l'età tiflas, oscura, cieca. Le speranze che io ho dato sono oscure. E al terzo verso il piano dice quello che tutti conosciamo: ho dato loro il fuoco. Quindi il fuoco è lo strumento che è stato messo nelle mani come alternativa legata alla speranza di avere una visione del mondo, della capacità di intervento nel mondo opposta al destino. Ecco, ora la questione diventa talmente problematica che 300 versi dopo sarà detta un'altra battuta molto citata, nella quale si dice che Tecne, il risultato dell'uso del fuoco, è molto più debole del destino. Molto più debole. Ecco, questo è il problema della prospettiva individuata della tragedia eschilea. Ma è un problema che ci porta effettivamente a noi a capire che il ruolo, in fin dei conti, della tecnica, cioè il ruolo
della traduzione nella storia dell'Occidente dell'uso della tecnica per gestire il cambiamento è il modo in cui si traduce il potere dell'uomo. È inutile che ci nascondiamo di fronte allo sguardo che abbiamo sulla realtà e osserviamo la centralità della tecnologia, della tecnica, cioè la centralità della traduzione di fatto della potenza estrema che è legata al potere. E potete presente che la parola Kratos è una delle parole fondamentali del linguaggio della teoria politica greca. La trovate dentro alla democrazia, il potere del demos, in una situazione incredibile come quella dell'Atene, di cui abbiamo parlato prima, del V secolo a.C. E in una situazione così incredibile, dove il problema è quello di capire che c'è il fallimento della democrazia e c'è un fallimento che quasi rivela la contraddizione che sta dentro al problema della democrazia. Credo che lo possiate sperimentare tutti i giorni. Guardate che cosa propone la democrazia dal punto di vista del Kratos. Propone la libertà, propone quella libertà che in modo successivo noi traduciamo come posso fare quello che voglio. Libertà del liberismo, la libertà prospettata ai paesi che devono liberarsi dalla tirannia. Però provate adesso a riflettere come è possibile che la libertà si concili con la libertà degli altri. Ed ecco il conflitto, ed ecco il problema della democrazia, il problema che Platone riconosceva essere sì qualcosa che c'è di meno peggio da poter realizzare, ma non è la soluzione. Infatti lui tenta a un certo punto di prospettare una situazione ulteriore, una città dove si possa andare al di là della contraddizione del problema della libertà. Ora, che si fa grazie alla tecnologia? Grazie alla tecnologia si cerca di far capire che la libertà è fondamentale, ma questa libertà viene tradita perché si propone la democrazia, cioè si propone una forma dove la capacità di gestire le libertà è contraddittoria. La debolezza della democrazia è questa. Non abbiamo niente di meglio, non abbiamo niente di meglio, lo dice Platone e lo ripete con forza Aristotele. Non possiamo andare. Tutti quanti vorrebbero che fosse possibile, ma non si va oltre. E questo potere, allora, che si traduce nella prospettiva della realizzazione in qualche modo di un progetto, ha sempre il terrore di tenere il suo contrapposto, un potere che diventi più forte e scacci il potere precedente. La parola potere, dicevo, Kratos, ma c'è un'altra parola che coincide tutti quanti, la parola dynamis. La parola dynamis è la potenza, lo stato puro. E come avete intuito dalla strategia che ha esplicitato con chiarezza Aristotele, c'è un'ambivalenza in dynamis, perché chiaramente noi ci accorgiamo che è qualcosa che ha una sua attività, ma capite che è un'attività appunto potenziale, è un'attività potenziale
potenziale è un'attività che ancora non è realizzata, e qui la intelligente contrapposizione tra l'essere in potenza e avere la potenza di realizzare quello che è in potenza, cioè di tradurre in atto. Per questa via la potenza assume quell'aspetto passivo, negativo, dove io vorrei diventare adulto, ma sono adulto in potenza. Vorrei diventare uomo, ma sarò uomo quando non lo sarò più in potenza. E quindi è una situazione che può essere transitoria. Ecco, il momento in cui la potenza passa dall'essere una situazione di mancanza e si proietta nella traduzione dell'essere in atto, di dinamis coincide con Kratos, e non vorrebbe essere bloccata in alcun modo e vorrebbe sconfiggere qualsiasi nemico che si presentasse davanti. Io voglio crescere e non ci sono santi, la natura mi spinge in questa direzione. Voglio realizzare i miei progetti. Ecco, riconoscete tutto questo come persone politica e capite, politica cioè di gestione della polis, come la possibilità di consentire alla pluralità delle persone che potenzialmente devono realizzarsi, vogliono realizzarsi, hanno il problema di condividere questa volontà con la volontà degli altri. Provate a pensare a tutto questo e intuirete come la situazione si presenti come tratti della irreversibilità e della impossibilità. Ora, cosa vuol dire pace a questo punto? Anche qui vi riporto a una serie di considerazioni che sono legate ai testi che avrete frequentato sicuramente. In questo caso vado verso Esodo, perché c'è un passaggio nel quale Irene si fa avanti. Mi pare che sia il 901-903. Adesso vi leggo i versi che vi interessano, non vi leggo ma vi riassumo il senso del discorso. Abbiamo una sorta di quadro cosmogonico presentato nella teoria. Abbiamo Zeus che si incontra con Temis è la radice della stabilità, no? Qualcosa che si porrà con sicurezza, e da questo matrimonio, il secondo matrimonio di Zeus, prima era stato con Metis, qualcosa di più intelligente, e nascono le Orei. Le Orei sono 3 fanciulle. In un secondo parto ci saranno la nascita delle Moire. Moire, avete presente, non sono quelle accreditate di dirigere i nostri destini. Ma le Orei chi sono? Sono 3. Avete Eunomia e Irene e Diche. Sono insieme. Eunomia è la buona legge, è un nomos è la legge. Irene è la pace e Diche è la giustizia. Cioè l'idea è che in qualche maniera queste 3
questi tre concetti non si possono slegare. E in realtà il nomos, legge, sottostà quell'idea di ordine che è la stessa idea di ordine che abbiamo come obiettivo una polis. E diche altro non è che la giustizia, la quale giustizia si avvale della legge, cioè si avvale di una ipotesi di ordine che in qualche modo ci sia. Se diche e nomos e eunomia lavorano bene insieme, è possibile che si realizzi allora il bene, pace. Diche è un protagonista interessante, l'avrete trovato nel grandioso poema di Parmenide, nel tratto che si è pervenuto, allora che diche alla fine del viaggio di risalita del protagonista apre la porta della notte e del giorno e la giustizia gli consente il passaggio dalla situazione della non consapevolezza alla reale condizione del possesso della verità, momento in cui la verità si realizza. Dunque, allora concludo, abbiamo una situazione dove concretamente c'è una società. Abbiamo un potere che se si incarna deve regolarsi e nel regolarsi sta mettendo in discussione il tema della libertà. Abbiamo un potere tecnologico che è basato su delle caratteristiche fondamentali per le quali la logica che ci sta dietro è la stessa logica che ha consentito a Eraclito di mettere insieme gli opposti. Questa logica che consente di mettere insieme gli opposti è la logica che tendenzialmente, dico tendenzialmente sperando che sia tendenzialmente, dovrebbe portare al superamento della contraddizione stessa, cioè dovrebbe portare tendenzialmente a far sì che la visione del mondo, dove il divenire è al centro e per il quale si esercita il potere, vada rimessa in discussione. Ora, tutte le premesse che noi abbiamo davanti nella nostra epoca sembrano essere alla conclusione di una lunghissima fase, conclusione che vuol dire che sia effettivamente poi il momento di un cambiamento, una conclusione che potrebbe ripresentare nuove modalità di progredire in questa strada. Ecco, dicevo che questa situazione in cui ci troviamo è una situazione che sta confermando ancora l'illusione che all'interno della strategia della tecnica ci si salva. E se avete un attimo la capacità di andare a prendere in mano Marx, lì c'è una speranza che il capitalismo dall'interno manifesta le sue contraddizioni. E purtroppo per Marx il capitalismo ha saputo trasformarsi completamente, non siamo più di fronte a un capitalismo legato alla merci. Ci pensate, siamo
a un capitalismo legato ai brand, cioè ai valori aggiunti che diamo alla merce. Cioè io non compro un paio di braghe che mi servono, non compro un paio di braghe con quella firma lì. Il gioco dei brand è il gioco delle nuove capitalismo. E quindi è una riproposizione aggiornata dei problemi della contraddizione che erano presenti in una prospettiva che mai si immaginava destinata al superamento all'epoca del periodo precedente. Andiamo a superare tutto questo. Oggi abbiamo il problema di una tecnologia raffinata che ci porta a prendere in considerazione nuovi strumenti social, modo problematico attraverso il quale ci stiamo adattando a questi, e su questi la tecnologia, la tecnica sta lavorando. Se riuscissimo a capire, a far nostra questa analisi fino in fondo, forse potremmo trovare un modo per far sì che Eunomia, Dicke e Irene stiano davvero insieme.